Rieccoci qua amici telespettatori, bentrovati in questa bella rubrica, la rubrica del Cerco Amici. Questa sera vi voglio presentare una bella ragazza di Trapani, si chiama Nina e ha 38 anni. Ciao Nina. Ciao Alberto. Allora Nina, tu sei in cerca di amici? Esatto. Da quanto tempo Nina? Da poco. Da poco. Cioè ti sei accorta che ti manca tanto un amico del cuore? Esatto. Va bene, questo genere di uomo che noi andiamo cercando, questo amico, che requisiti dovrebbe avere? Parlami, non so, come dovrebbe essere per te un amico sincero, un amico leale? Che mi vuole molto bene, dai. Ti deve trattare bene. Esatto. Ti deve capire perché giustamente meglio di un amico. Esatto. Esattamente. Va bene, l'età di questo amico che andiamo cercando? Allora, io ti direi da 35, dai. Dai 35 in su. Esatto. Fino ad arrivare a un massimo di? 41. 41-42. 41-42. Quindi possiamo arrotondare dai 35 ai 45? Esatto. Dai 35 ai 45. Zone di provenienza, Nina? Trapani e Paceco. Quindi di Trapani e provincia facciamo. Esatto. Dico, se si dovesse presentare qualcuno di fuori, non so, di Milano, l'accetteresti? Sì. L'accetti lo stesso. Anche perché tramite telefono uno si può anche frequentare, conoscersi, giustamente poi se nasce qualcosa, esatto, insomma, di più serio. Esatto. Va bene Nina, come passi il tempo nella giornata? Parlaci un po' di te, che tipo di donna sei, cosa ti piace fare? Allora, io ogni giorno mi alzo e mi faccio la colazione per i fatti miei e basta. Esatto. Ti passi il tempo a casa. Esatto. Anche perché per il momento con questo lockdown che c'è, con questo Covid non è che si può uscire, per cui giustamente esatto, bisogna per forza rimanere a casa e cercare insomma di fare qualcosa. Va bene. I tuoi hobby preferiti quali sono? Parlare con si può dire degli amici e un poco leggere. Ah, ti piace leggere? Esatto. Leggi libri? Sì. Qual è il libro che ti piace di più leggere? Le storie d'amore. Le storie d'amore, complimenti, quindi sei un tipo romantico. Esatto. Va bene Nina. Allora, riguardo invece a questa amicizia che noi andiamo cercando, hai avuto forse delle brutte esperienze in passato riguardanti sì, amici magari che si sono comportati male nei tuoi confronti? Minimo due. Hai avuto delle brutte esperienze? Minimo 2. E giustamente non ci puoi ricadere più. No. Va bene Nina. Va bene, e ora voglio ritornare al discorso dei libri. Esatto. Quando si poteva uscire, frequentavi le biblioteche tu? No, mai. In biblioteca non ci andavi? No. E questi libri dove li andavi a prendere? Niente, me le regalavano. Esatto. Quindi adori leggere libri. Esatto. Poi qualche altra cosa che adori fare? Cucinare. Cucinare ti piace? Il tuo piatto preferito? E la carbonara. La carbonara. Ah, bella. Anche a me piace la carbonara. E cose di mare. Sei brava a cucinare? Esatto. Va bene Nina. Vabbè, lo sport che preferisci Nina? Ballare e cantare. Ballare e cantare. C'è qualche programma in particolare in TV che ti piace vedere? Il wrestling. Sì. Ti piacciono le lotte wrestling? Esatto. Quindi posso anche diciamo intuire che ti piacciono gli sport di quelli di azione. Esatto. La box ti piace per caso? Pure i film. Quindi oltre alla box ti piacciono pure i film?
Certo. I film in TV. Le serie TV o i film proprio? No, film. Film. Il film tuo preferito? Titanic. Titanic. D'altronde, essendo una ragazza romantica, è ovvio che ti piaccia il film Titanic. Va bene, Nina. Un'altra cosa, Nina, a proposito, parlando del film Titanic, qual è la scena che ti ha colpito di più in questo film? Quello del bacio. Del bacio, ma se ne sono dati tanti però. Esatto. Quella che ti ha colpito proprio di più. Non so, quello con la barca, quelle che si mettono tutte e due vicini. Quando lui si mette dietro a lei e viaggiano nella punta della nave? Esatto. E si abbracciano e poi successivamente si danno un bacio. Esatto. Bella scena. Negli occhi. Bella scena, bella. Complimenti. Vabbè, amici telespettatori, state conoscendo Nina, 38 anni di Trapani, che è in cerca costantemente di nuove amicizie. Per tutti quelli di voi che la volessero conoscere personalmente, come possono fare, Nina? Logicamente a tuo numero, a tuo contatto telefonico. Perfetto. Per cui, amici telespettatori, contattate direttamente la redazione di Strano Amore Siciliano inviando un SMS al numero WhatsApp che vedete scritto sotto in sovraimpressione e io vi metterò in contatto direttamente con Nina. Nina, in questo momento ci sono questi telespettatori che stanno decidendo se diventare tuoi amici oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, allora, vai. Aspetta un attimo. Io cerco questi buoni amici, speriamo che sia fatta la volontà di Dio, mi contattano perfettamente. Ciao. Perfetto, ha detto tutto, per cui amici telespettatori contattate la nostra Nina di Trapani. Per la rubrica del Cerco Amici Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Nina. Ciao ciao. Ciao ciao.